Mister, lo sport giallo-blu ritorna in Europa grazie al calcio femminile. Sì, grazie a un grandissimo campionato, un secondo posto inaspettato, siamo riusciti anche quest'anno a garantirci la partecipazione in Champions. Direi che siamo l'unica squadra veronese che riesce a dare continuità in Europa. Negli ultimi 6 anni abbiamo partecipato a 5 competizioni e questo non può essere che un motivo di grandissima soddisfazione. Verona femminile è all'8° posto nel ranking UEFA, grazie ai grandi risultati del recente passato. Quali sono i ricordi più belli? Ma ricordi ce ne sono stati tanti, tutti bellissimi, ma soprattutto il 3-3 a Londra con l'Arsenal e la vittoria 1-0 col Bromby che ci ha portato in semifinale. Diciamo che l'Europa è sempre un palcoscenico che affascina e noi vogliamo ripeterci anche quest'anno. La crisi sta colpendo pesantemente anche il calcio femminile. Quale Verona sta nascendo e quali obiettivi? Ma noi abbiamo molti obiettivi, siamo riusciti a capire che se non ci si dà una mossa si rischia di sparire come sta succedendo a tante altre squadre sia nel calcio femminile che nel calcio maschile. L'affiliazione con società professionistiche, un buon ufficio marketing e tante altre cose sono la base di tutto per poter essere autosufficienti e non contare solo negli sponsor. Cosa chiede e cosa promette il Verona femminile ai veronesi? Il Verona chiede supporto, vediamo che i media ci stanno seguendo, le istituzioni anche, noi da parte nostra cercheremo di portare tanto pubblico allo stadio, di divertire e soprattutto di fare tanti risultati che poi alla fine sono la cosa più importante e la miglior medicina per riuscire nel calcio.